Ma come vorrei, non era quella canzone che faceva come vorrei, l'altro giorno, l'ho messa l'altro giorno. Veramente? I poveri, oh, che bello! Buongiorno Giuseppe! Buongiorno, ben ritrovato! Se no mi viene a scoliose. Sei tu che sei alto. Finalmente una persona alta all'interno della mattina di Radio Cuore. Vabbè, Perché intanto buongiorno. Buongiorno. Abbiamo annunciato anche a Radio Fantastica all'interno di Alla Catalla, ma anche stamattina nell'appuntamento mattiniero che si chiama Alla Catalla Wake Up, che saremmo stati da queste parti. perché oggi, avendo le mogli a casa, è la classica giornata in cui la moglie lo guarda e gli dice: senti, ora devi prendere le scatole con gli addobbi di Natale. Che mi dici? Oggi dobbiamo fare dove sono? do garage. Ho detto molto, Esatto, garage. esatto. Ho detto molto, Carusi. Dove perché poi- l'albero di Natale là si mette, no? Esatto. Melo, che fa? Ce le pintiamo le lampadine? Perché già No! le palle ce le abbiamo messe. Amore, io l'anno scorso le ho preparate tutte, cioè funzionavano l'anno scorso. Scusa, quante sono? 5.000? Esatto, che poi le mogli non si accontentano mai. Ma non sono poche? È buio quest'albero, non si vede niente. È arrivato anche Enzo DJ, lo sai? Enzo DJ, lo sei più che lo sai. Buongiorno Enzo DJ di shopping e oggi c'è il colpo del giubbotto, quello dell'8 dicembre. Sei stato tu che mi hai raccontato quella storia del cappotto ad agosto perché c'era il cappotto nuovo, ti devi mettere per forza il cappotto lo ad racconto, agosto. lo racconto in una barzelletta parlando della ok. moglie del carabiniere che compra la pelliccia alla moglie, la quale, avendo la pelliccia e dovendola far vedere ovviamente a tutte le sue amiche, per chi ci va a fare a dannazza, anche se fosse il 4 di agosto, la femmina sa metta la pelliccia, Normale, no? certo. O cavolo di Catania che ti vengono i cai, non è che sudi, ti vengono le piaghe, capisci? Cioè rischi la santità da vivo. Ti metti il Fargan non per le zanzare ma per le ustioni. Certo, assolutamente, no? Quindi voglio dire, la pelliccia, la signora si metteva tipo accappatoio e piscino rolito, Assolutamente. costume zoppola e pelliccia, ingheva il lido di pila, ma cominciamo a fare vedere la pelliccia alle amiche. Noi siamo quelli degli anni 2000, nel senso che abbiamo 40 anni negli anni 2000 e parliamo delle cose di 50 anni, 60 anni fa con le leggende. vero. Ma tu sapevi che a Catania la chiesa Tocammolo è collegata sotto terra con la chiesa Strauss? È vero. Addirittura, secondo me tra 50 anni si dirà: ma tu sapevi che tutti i centri commerciali di Catania sono collegati con tunnel fino a Milano? È vero, con il centro dove fanno l'Expo. Lo diceva mio Nel nonno! frattempo la leggenda deve crescere. È normale. So che tu sei un appassionato di Gianna Nannini o ricordo male? Assolutamente sì, mi piace tantissimo perché ha delle tonalità, ma soprattutto dei brani fantastici. È un misto fra quel rock e quel romantico. È romantico. E con un po' la mia personalità, sono un po' rock, ma sono dai. soprattutto romantico. Me la cavicchio, nelle imitazioni. Ho avuto modo in non un l'ho mai, mese di... non l'ho mai dichiarato, però No, me la cavo. ogni tanto ce ne escono queste cose, delle frasi dei film famose, no? Sì. Alle quali lui fa riferimento spesso nella Sì, vita, anche in cose importanti, per cui se ne esci con la faccia che ha adesso, Sì, la esatto. battuta e la risatina, quella strozzata in gola, Che bello perché poi la capiscono in pochi la cosa. e difatti la risata è strozzata in gola perché è una risata egoista, Sì, no? è vero, È una cosa che non puoi sua. condividere. Aspettiamo Comis per parlare di questo nono anno di questa trasmissione, Sì. che è un po' la storia. Non edizione ma ottavo anno in realtà, perché abbiamo Ok. appena festeggiato il 4 dicembre l'ottavo anno dalla messa in onda. Poi ne parleremo di questa trasmissione che possiamo dirlo, lo dico non perché ne abbia fatto parte anch'io, che sicuramente è entrata a pieno titolo nella storia della radiofonia, possiamo dire anche italiana, non soltanto locale, perché se ne è parlato un po' in tutta la penisola, c'è chi ci ha fatto anche delle tesi di laurea. Pare che effettivamente c'è un po' di attenzione, ma d'altronde voglio dire è una trasmissione che a un certo punto fa degli ascolti un po' insoliti rispetto a quello che era sempre avvenuto, soprattutto viene diffusa moltissimo dai tanti mezzi che abbiamo oggi come YouTube, come Facebook, e da un punto di vista radiofonico a Catania certamente non c'erano precedenti e chissà ci saranno delle cose come alla Catania. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Beh, fa caldo questa mattina, io Devo con dire questo di sì, piumino non ti posso ma io sono uscito a fumare e devo dirti che fuori non fa si caldo. dice alla radio fumare, dice? no, si dice sono uscito un attimo. A telefonare. Democrazia, dai, va bene No. che non è un buon esempio però. Telefonare può sembrare che devi andare a fare la Bravo. pipì, non sta bene neanche. Sono quei quindi- modi di dire, come 2 aspirine. come quando andavo in edicola, mi dia il Corriere della Sera, Sì, Repubblica, sì, Le Ore, Topolino, sì. Come? oggi. Come? Scusi? E l'edicolante
la stronzo. Repubblica e Topolino? Delle tutto. Via Popi, che ce l'aveva sto giovanottino! Che vuole quello di questo mese va anche l'arretrato, perché il mese scorso non ti sei fatto vedere. Gliel'ho detto a suo padre, però suo padre forse se l'ha dimenticato il biglietto. 4 titoli di giornaletti, dai. No, non li chiedere a me perché io sono scarso, No, lo sai, lo sai. Allora, dai, di quelli. Vabbè, che ne so, porno. Blitz. No, ma giornetti fumetti, quelli disegnati. Ah, ok. Dai, Zora, così. Sukia. No, ma E poi scusa. avevano le sembianze di attrici esistenti italiane. Ah, ma quindi ha personaggi. Sukia la vampira era identica ad Ornella Muti, era lei, era Ornella Muti disegnata dai A fumettisti. 45 anni scopro una cosa adesso. Il montatore Che era miseria. Lando Buzzanca, no? Il Lando invece era Celentano. Io abitavo di fronte a un cinema porno, quindi praticamente ero subissato quotidianamente, Titoli soprattutto. non soltanto dai titoli, Anche ma dalle immagini. non soltanto, ma dai suoni, No. perché d'estate, ti giuro, No. d'estate, Scusi, ma tu questa non la sai. C'era l'arena, cos'è? D'estate c'era il tetto apribile e quindi Ah, dalle usciva. 10:30 in poi c'era questo che bello, che bello, che bello, mamma. Ma mi sarei cuffie, pare, ma non c'è un po' di attenzione perché cuffie pare che siamo chiedere la cannalora. E stagni. Ma mi sarà vendetta, no? Anche Pippo 71 e Pippo 89. Fedelissimi della trasmissione. Anche Ciccio. Ciao Ah, Ciccio. ma perché non entra Ciccio? Ciccio è timido, è sempre stato così. pensavo Ha perché- paura di te. Ah, vabbè. Fai bene comunque. Pino Mango. Noto cantante, Pino Mango. Ha avuto a quanto pare un malore proprio durante un suo concerto e da lì in poi, insomma, come è stato scritto dal suo entourage, è volato via come una rondine, ma nel momento sbagliato. Ed è proprio con la rondine che noi vogliamo ricordare Pino Mango. Gianfranco Hanno preso Comis! il RIS. Buongiorno! Tutto con la S quando c'è lui, Comis e Tanapolis, l'hanno portato i RIS, capito? Adesso metti una canzone di Tony Renis e siamo a E siamo a posto. posto, ci viene la colites. Braus. Come stai Gianfri? Io bene, tu come Stanco. stai? Sei contento che oggi non faremo alla Catalla? Non sono contento perché no? io amo fare alla Catalla, quindi Ah, avrei preferito fare la diretta, però sono qui in Secondo ottima me, come compagnia, qualche devo dire. migliata, e non sapevo come mi ha pigliato un buono, capito? Da un giorno all'altro ti sei ritrovato tu, da persona diciamo così, che collaborava con una radio, improvvisamente diventi partner di Giuseppe Posso Castiglia. aggiungere una cosa? Mai fatto lo speaker peraltro, ecco, perché esatto, lui stavo- non aveva stavo mai per parlato in radio. Lo stavo per dire anche perché io vengo da un mondo totalmente diverso che è quello della produzione musicale, quindi mi sono ritrovato in radio a fare la spalla di Castiglia e anche la regia, quindi Che non è facile, che non è facile. assolutamente facile, Cosa? voglio dirlo. Quale delle due? Entrambi. Entrambi, perché devo dire che fare la regia di Alla Catalla è una cosa molto molto più complessa che farla per altri programmi magari di altro tipo. Anche un peso che uno sente su una responsabilità, perché sai che c'è tanta gente che pende dalle labbra di questo signore, quindi insomma devi stare un Ma po' poi attento. anche dal punto di vista tecnico Alla Catalla è Anche, un se programma. posso permettermi, anche dal punto di vista economico c'è una responsabilità, perché Assolutamente. sapete che la pubblicità ovviamente è l'anima della nostra trasmissione e probabilmente anche il motore, non solo economicamente, ma a volte è l'occasione per fare la gag, per fare la scenetta. La difficoltà di chi fa la regia è quello di farmi rientrare nei tempi, di darmi anche le indicazioni, di mettere la canzone quando è il momento della canzone o di non metterla quando non è il momento di metterla, di sceglierne una più lenta o più, anche perché dopo c'è la pubblicità. Ecco, noi spesso facciamo più caso a questo che non a volte al nostro gusto, per esempio alla nostra voglia di passare una canzone o di farci due chiacchiere, perché Alla Catalla, al di là del fatto che sia una trasmissione leggera, fatta di messaggi e anche di fesserie che diciamo spesso, è comunque un grande prodotto commerciale, per cui la grande responsabilità sta soprattutto nel soddisfare non solo gli ascoltatori ma anche e soprattutto coloro che pagano. Non c'è nulla di preparato prima, cioè voglio dirla sta cosa. Con i pro e i contro, perché delle volte poi ti devi fermare perché non riesci a gestire possibilmente una battuta, cominci a ridere, non ti fermi più, perché magari figurati, ci sono state, ci sono abbiamo una state delle situazioni. registrata in cui a un certo punto per 12 secondi non c'è più e ride. Dovevamo fare una scenetta telefonica.
proprio contemporaneamente a che lui componeva il numero, si inserì un ascoltatore. Telefonavano sempre, lo fanno ancora oggi in continuazione. Si inserì un ascoltatore e noi non ci siamo resi conto di questa cosa. Fantastico. Quindi io vado con la scenetta, la base, tutto pronto, lui comincia a parlare, io vedo il movimento labiale dal vetro a cui corrispondeva un'altra voce. Pronto, devo fare una richiesta per la Natale. No, è stato fantastico. E io ho detto che sta succedendo qui, perché vedevo lui che parlava e un'altra voce che entrava in sottofondo, tipo i fantasmi. E allora comincio a ridere, mi blocco, capisco, e comincio con i denti stretti e la risatina di cui prima ad insultare l'ascoltatore. Ovviamente. Chiudi, maledetto! Grazie della vostra presenza e a presto. Grazie, ciao Fabio. Ciao Giuseppe, ciao Gianfranco, Alfredo Lanza. ciao Alfredo Lanza detto Freddy, grazie.